Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Oggi 29 luglio 2022 iniziano le Olimpiadi degli Scacchi, un torneo importantissimo, uno dei tornei più importanti chiaramente dello scenario scacchistico internazionale, con ben 183 rappresentative, quindi squadre da tutto il mondo. La prima partita a terminare al primo turno è quella che vede di fronte con il bianco il grande maestro Ante Birkic, dall'alto dei suoi 2565 punti, della Croazia, contro il giovane etiope Abera e Geza-Cewu. Ok, non date molta importanza ai nomi, comunque il nero ha 2130 e il bianco 2565. La partita è iniziata così: il bianco decide di giocare 4 e 5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Scelta interessante, abbastanza frequente per chi conduce i pezzi del bianco, quindi siamo nel pieno dell'apertura spagnola. Ci sono tanti modi per proseguire e il nero ha deciso di giocare la manovra, la linea variante con cavallo F6. Ancora non è chiaro cosa voglia impostare il bianco, perché qui il bianco potrebbe decidere di giocare con D3 mossa tranquilla, donne 2 possibile, cavallo C3 accettabile, oppure qualcosa di un po' più aggressivo come D4 o arrocco. Ci sono tante mosse ancora possibili, tante scelte da parte di entrambi. Il nero probabilmente vuole rientrare nella variante di Berlino, nella berlinese, che è una variante che in tanti sostengono che sia battaiola, comunque tende a ottenere posizioni equilibrate, quindi il nero, che è un giocatore sulla carta sfavorito, decide di giocare cavallo F6, il bianco a rocco corto, cavallo per E4, e quindi siamo nel pieno della berlinese. Qual è l'idea? Di lasciare questo pedone non difeso. Chiaramente l'idea principale è quella di aprire la colonna alla propria torre. Torre 1, mossa spontanea, attacco il cavallo, dietro di lui c'è un pedone già sotto attacco controllato dall'altro cavallo bianco, e dietro ancora abbiamo questo re è chiaramente abbastanza esposto. Cavallo D6, siamo nella linea principale, e a questo punto il seguito più frequente è ovviamente cavallo per E5, creando una piccola trappola che chiaramente potrebbe verificarsi soprattutto a livello amatoriale. Qual è l'idea? L'idea è aprire la colonna centrale, e in caso di questo alfiere che non è difeso da nessuno, in caso di cattura di questo alfiere seguirebbe cavallo per C6 con un tema tattico dello scacco di scoperta, attacco sulla donna, e questo qui è esattamente un tema frequente anche nell'apertura russa. Dopo cavallo D6 il bianco decide di giocare A4, scelta che potrebbe essere interpretata in questo modo perché è senz'altro una scelta poco frequente. Qual è l'idea? In caso di cavallo per B5 io riprendo di pedone, che attacco il cavallo difensore del pedone centrale, e dopo la cattura sicuramente mi troverò bene da bianco. Un'altra idea per il bianco potrebbe essere l'attivazione di questa torre lungo le traverse, che chiaramente in partite più tranquille non sarà possibile. Quindi questa torre lungo la colonna A potrebbe ottenere l'immediato controllo e conquiste dalla traversa 4 oppure dalla traversa 3. Dopo A4 il nero ha deciso di giocare alfiere 7, cavallo C3, mossa di sviluppo. Come vedete questo pedone è ancora sotto attacco 2 volte e si sta minacciando anche di eliminare il difensore, quindi è un po' una provocazione. Il nero ha la possibilità di difendere ulteriormente il pedone, magari attraverso la spinta del pedone in F6, però è quello che vuole cercare di fare il bianco, perché il bianco qui vorrebbe senz'altro aprire la posizione e cercare di approfittare del ritardo di sviluppo del nero per poi attaccarlo. In partita, dopo cavallo C3 a rocco corto, D4 sulla scacchiera, e dopo cavallo per D4 il parziale dice ok, il nero ha 2 pedoni in più, perché chiaramente donna per D4 porterebbe a un pedone in più, però il nero sta soffrendo l'iniziativa del bianco. Occhio che cavallo D5 è già una minaccia concreta, si minaccia cavallo per E7 per ottenere in questo caso un pezzo di vantaggio, ma per ottenere anche la coppia degli alfieri. Alfiere F6 giocata, e secondo il computer, secondo il software, questa è una mossa molto imprecisa. Per quale motivo? Perché l'idea, l'unica mossa accettabile qui è la mossa probabilmente più strana, che è questa. Qual è l'idea? L'idea è non sottrarsi, o meglio, è sottrarsi al cambio
del cavallo sull'alfiere e magari guadagnare delle mosse per far retrocedere i pezzi bianchi. Dopo alfiere F6, che sembra molto spontanea, il bianco ha continuato con alfiere D3, C6 sulla scacchiera, errore decisivo perché adesso vedremo cosa si è verificato in partita. Quale poteva essere un altro modo per proseguire? Probabilmente torre 8, magari alfiere F4 per il bianco, la cui idea è quella di, in caso di mossa qualsiasi, giocare con un alfiere per D6, pedone per, come vedete questi tre pedoni sono orribili, oppure giocare tatticamente, anche perché H6 che ho proposto non è la mossa migliore, cavallo per, sfruttando il sovraccarico dei pezzi del nero, perché la donna o difende F6 o difende la torre, quindi nel giro di qualche mossa la posizione crolla. Dopo alfiere D3 il nero, che è comunque il giocatore con 2140 punti, gioca C6 e a questo punto donna H5 minaccia di matto in H7, G6, e quando qualcuno qualche mossa fa poteva essersi chiesto come mai l'alfiere non va in F6, la risposta è semplicemente quella che poi giocando questa sequenza c'è la minaccia di matto e dopo cavallo per F6 ottengo la coppia degli alfieri e una fortissima iniziativa sulle case nere. In questa posizione donna G7 è senz'altro la mossa migliore, però come dicevo qualche istante fa l'iniziativa sulle case nere effettivamente esiste e si realizza semplicemente così. Quindi un ingresso dell'alfiere in H6 molto forte, la debolezza della prima traversa potrebbe creare quei temi di matto del corridoio che vedremo meglio tra qualche istante, e questa è una posizione difficilissima da difendere e a gioco corretto, quindi se entrambi iniziamo a giocare le mosse migliori non si riesce più a difendere. Dopo donna H6 è stata giocata cavallo F5, e probabilmente una mossa spontanea, l'idea è notevole, l'idea voglio scacciare la donna e poi cercare di raggruppare i miei pezzi. Il problema è che alfiere per F5 punisce subito il gioco avversario, perché in caso di donna per F5 seguirebbe donna per torre, sacrificio di donna, ricattura, alfiere H6 scacco e re si nasconde, ma a questo punto interviene la torre sull'ultima traversa con matto imparabile, con matto del corridoio. E allora significa che dopo alfiere per F5 dovrei catturare di pedone, ma non posso perché chiaramente la donna non è più difesa. Alfiere per F5 è un'altra mossa che perde in una situazione molto svantaggiosa. C'è da dire che è molto difficile era molto difficile per il nero trovare dei piani e delle mosse corrette, perché è una posizione di partenza sfavorevole. Dopo cavallo F5, alfiere per F5, D5, ultimo tentativo, di fatto stiamo giocando alle Olimpiadi, possiamo provare a continuare finché si può, però il problema è che donna per F8 arriva lo stesso. Donna per F8, re per F8, a questo punto sportivamente non resta altro che farsi dare matto. Dopo re G8, scacco, qui matto. In realtà la partita dopo alfiere H6 scacco è continuata con donna G7, ma dopo tutte queste semplificazioni non c'è altro da fare che arrendersi, perché arrendersi abbiamo una torre di vantaggio, la partita è continuata per qualche altra mossa che vi mostro rapidamente, era abbastanza possibile arrendersi, soprattutto perché le possibilità di creare controgioco per il nero sono nulle. La torre difende tutto, il pedone A è un pedone libero destinato a promozione, e dunque la prima partita che si conclude alle Olimpiadi è stata vinta da Ante Birkic. Rivediamola rapidamente, una spagnola e variante di Berlino, berlinese, torre 1 il cavallo torna indietro, A4, mossa interessante, alfiere 7, a questo punto cavallo C3, arrocco corto, D4, voglio aprire gli spazi perché ho un vantaggio di sviluppo. Quando ho un vantaggio di sviluppo devo assolutamente aprire la posizione. Pedone per, cavallo D5, attacco quell'alfiere che si sposta, ma si sposta nella casa sbagliata. L'unica accettabile è alfiere H4 per sottrarsi al cambio e sottrarsi al fatto che il bianco possa ottenere la coppia degli alfieri in una posizione più comoda. Alfiere D3, donna H5, adesso siamo nel pieno di una piccola combinazione tattica. Adesso, come dicevo prima, è molto difficile per il nero trovare mosse concrete, mosse utili, e quindi cavallo F5 che è stata giocata, che sembra molto spontanea, purtroppo per il nero è una mossa perdente. La partita continua in questo modo, sacrificio di donna con va bene, semplificazione, torre di vantaggio, e adesso nel giro di qualche mossa il nero si arrende. Chiaramente Rf1 si sottrae a tutti i possibili temi di matto del corridoio, molto improbabili ma possibili,
che il nero possa minacciare. Questa è la prima partita delle Olimpiadi, ogni giorno verrà pubblicata una partita qui su Matto Scacco, l'invito a seguire i social e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!